Un caro saluto a tutti. Il Comitato Regionale Veneto ha predisposto una serie di appuntamenti web con autorevoli relatori su diversi argomenti. Questi eventi hanno lo scopo non solo informativo, ma anche di riallacciare i contatti tra i tecnici in questo secondo lockdown. Un'opportunità di ritrovarci insieme, a confrontarci e discutere sui temi che ci coinvolgono in un momento molto delicato e difficile per tutti, ed in particolare per i bambini, al centro delle nostre attenzioni. Un modo per essere proattivi e riprogettare un futuro malgrado le avversità che ci opprimono. Con la speranza di ricominciare e rivederci al più presto, vi auguro buon ascolto. Bene, buonasera a tutte, buonasera a tutti. Eccoci qui di nuovo con gli incontri organizzati dal Comitato Regionale Veneto. Questa sera sono doppiamente lieto di essere qui con voi perché l'ospite di questa sera, oltre a essere un pezzo veramente importante della storia del nuoto italiano, è un amico proprio di quelli con la A maiuscola, e quindi ho il piacere di presentarvi il commissario tecnico delle squadre nazionali giovanili, Walter Bolognani. Buonasera Walter, è davvero un piacere. Ciao Federico, ciao a tutti, grazie per l'invito, grazie al comitato per l'invito, grazie mille. Ecco, a proposito di comitato, passo come sempre il microfono a Antonella Beghetto, coordinatrice regionale del SIT, che ha ideato questa serie di incontri e che pregherei di introdurre la serata. Buonasera a tutti, grazie Federico, ringrazio veramente di cuore Walter per aver accettato questo invito in questa serie di incontri organizzati dal nostro comitato. Come avevo accennato è un incontro molto gettonato questo, perché all'indomani del calendario con i nuovi incontri diverse persone hanno scritto sia al comitato sia personalmente per farmi i complimenti del fatto che nel calendario ci sarebbe stato Walter Bolognani, quindi onore e gloria a te Walter, e ti ascoltiamo tutti con tanto interesse, grazie infinite. Grazie a te. Allora Walter, vedo dallo sfondo che sei a Roma, so che sei impegnato con i gruppi dei velocisti, la gente aspetta te, quindi ti lascio la parola se ci racconti un po' com'è stato questo annus horribilis dal punto di vista del nuoto giovanile di alto livello. Grazie Federico, grazie ancora. Sì, sono in hotel, stiamo facendo un paio di settimane in presenza finalmente, visto che per un anno siamo stati costretti a una comunicazione di questo tipo, perciò è un momento di grande felicità e di sollievo. Mi spiace se sentirete dei rumori di fondo, ma il miglior segnale era in questa posizione, quindi mi devo scusare, spero che riusciate a capire tutto quello che vi racconterò. È un racconto che effettivamente si dura proprio 12 mesi, perché sono 12 mesi passati da pochi giorni. Il 23 febbraio 2020 iniziava una storia impressionante con la nostra cacciata da Torino, dove stavamo facendo il Swim Tour, un appuntamento classico per i giovani e non soltanto per loro, molto importante nel calendario nazionale. E ahimè, dopo il paziente 1 di Codogno è uscito un disastro che stiamo vivendo da molto tempo, da troppo tempo. Su questo siamo tutti d'accordo, e che inizialmente è stata come una storia, una fiaba, una favola, una burla, un qualche cosa di difficilmente comprensibile. Direi che ora qualche cosa di più riusciamo a comprendere e soprattutto a metabolizzare, ma senza dubbio all'inizio non abbiamo capito assolutamente nulla, e per molto tempo non ci abbiamo capito nulla. Sì, l'osservazione può essere anche adesso effettivamente, però diciamo che la difficoltà è stata quella di improvvisamente perdere degli equilibri che erano scontati, che erano quelli consueti e normali per una vita che per molti decenni, perché se vogliamo parlare di situazioni drammatiche dobbiamo risalire alla guerra mondiale, dove nessuno di noi era presente, insomma non conoscevamo, non conosciamo e non capivamo quale potesse essere un'alternativa più dura. Le immaginavamo, ma l'immaginazione molto spesso è superata dalla realtà quando le cose poi diventano serie e gravi come in questa circostanza. Il problema
oltre che mio e nostro, dei cosiddetti adulti o di coloro ai quali i ragazzi, gli atleti, i bambini, i colleghi si rivolgono spesso per avere delle certezze, delle informazioni che diano loro una visione sicura sul futuro, è stato proprio questo, non essere in grado di dare conferme, di dare una visione, una prospettiva, un obiettivo, che sono situazioni comunissime per chi fa, intanto evidentemente una vita normale, ma ancora di più per chi fa lo sport e per chi è nell'adolescenza o è comunque un teenager o poco più. Quindi il problema è stato davvero, davvero difficile perché era necessario per me, diciamo così, visto che sto parlando io, era importante per me riuscire a trovare una quadra a questa situazione appunto assolutamente fuori da qualsiasi tipo di schema e cercare di infondere, al di là dell'ottimismo, che quello ho cercato sempre di far sì che fosse caratteristica di quella che era la comunicazione con chi sentivo attraverso gli schermi o attraverso il telefono, ma soprattutto di dare una visione di quello che poteva essere il futuro nazionale del nostro sport e l'attività che si sarebbe potuta fare. È evidente, all'inizio, e come con tutte le cose, si pensava e si sperava che durasse poco e che fosse facilmente scavalcabile questa storia. All'inizio abbiamo scoperto gli strumenti come quello con il quale sto comunicando con voi, è stato tutto un fiorire di software e possibilità di scambiarsi idee, pareri, soprattutto angosce, paure, timori e difficoltà. Mentre con l'arrivare della primavera, non so se per una questione di tipo meteorologico o comunque per quella che poi si è rivelata una scelta avventata nel pensare che si fosse concluso questo incubo, con il lasciare un pochino le maglie più larghe abbiamo potuto ricominciare a fare un minimo di attività perché era evidente che spostarsi, muoversi e organizzare situazioni con grandi numeri o spostamenti significativi come l'aereo piuttosto che il treno o quant'altro, queste cose sarebbero state impossibili da realizzare, da farsi. Perciò quello che si è cercato, ripeto, attraverso Zoom ad esempio, è di comunicare molto, di aiutarsi, inventarsi nuovi modi di fare lezione, di fare l'appuntamento con la squadra piuttosto che con i colleghi, con l'obiettivo di approfondire dei temi, di approfondire degli spunti, di cercare di valorizzare un po' quello che era stato il nostro lavoro e capire un pochino quali potrebbero essere state le variabili o le varianti, meglio, che si sarebbero potute portare nel futuro, vista una situazione che stava oramai durando e che è durata insomma molti mesi. Il contraccolpo della risorgere del virus è stato bestiale, quindi alla fine dell'estate o insomma agli inizi in ottobre e giù di lì è stato veramente complicato far capire, io parlo soprattutto dei ragazzi, far capire ai ragazzi che non era assolutamente finita e che si ricominciava una sorta di calvario. È ovvio, io parlo di questioni tecniche e non mi metto nel discorso delle gestioni degli impianti, che sono un altro dramma che altri racconteranno e che evidentemente incide comunque su quella che è l'attività che noi svolgiamo tutti i giorni. Una catastrofe dalla quale mi auguro insomma, che si possa in qualche modo risalire. Il ritornare nell'incubo della pandemia ci ha costretti a riprendere un pochino le fila del discorso come nella primissima primavera, marzo ed aprile, nelle settimane, nei mesi di lockdown stretto. E anche lì abbiamo continuato a sentirci. La strategia che ho utilizzato io, che è una strategia molto banale, molto semplice, è stata quella di essere molto presente con coloro i quali lavorano con me e con coloro i quali mi seguono, inteso nei ragazzi, inteso i ragazzi stessi e quelli che hanno fatto parte del mio gruppo e che sarebbero magari diventati parte di gruppi futuri. Sentirli, una battuta, una comunicazione, una telefonata, una breve chat, quello che ho notato purtroppo era una sorta di annichilimento da parte dei ragazzi che facevano e hanno fatto grande fatica a capire che
che appunto i presupposti erano completamente diversi, e ad accettare soprattutto, perché alcune annate hanno sofferto moltissimo, accettare soprattutto il fatto che loro avrebbero perso quello che era previsto, mi riferisco soprattutto a livello internazionale per loro, per una stagione. Ora speriamo che la seconda stagione sia possibile sviluppare il calendario internazionale e quindi dare una luce in fondo a un tunnel senza fine anche per questi giovani. Devo dire che forse però da un certo punto di vista hanno dimostrato un pochino più di maturità ed equilibrio di noi tecnici, perché i ragazzi hanno capito, sono riusciti a ritrovare un equilibrio magari precario, senza dubbio, però hanno fatto sì che prevalesse quella che era la passione per quello che stavano facendo, l'impegno che avevano preso con loro stessi nell'effettuare un'attività sportiva cruda e dura come la nostra, e hanno continuato mentre all'inizio era una litania di quando si ricomincia, io non faccio le gare, il mio avversario le fa, i tempi che faccio io saranno peggiori perché io mi alleno di meno di quello che sta a nord, a sud, a est o a ovest. Ora questo discorso non lo si fa più, non tanto perché sia uniforme il modo in cui si lavora nel paese, e purtroppo non è così, alcune regioni sono in enorme difficoltà e fanno fatica a stilare un calendario che sia degno di questo nome. Però adesso i ragazzi stessi mi danno la fiducia e mi danno la forza per pensare positivo. Sono loro che hanno un'energia superiore probabilmente a quella che ho io, e che riescono a soffrire, nel senso che fanno il loro allenamento, lo fanno in maniera molto seria, sono dediti a quello che è la loro scelta di vita parziale in questo momento della loro crescita, e assolutamente mi piace vederli, perché da loro si prende una forza, una vitalità che magari alla mia età, insomma, ecco, può anche venir meno, per cui il fatto di accompagnarli in un contesto generale, emotivo e anche logistico e di fatto, insomma, molto difficile, mi premia parecchio. Cosa ci ha insegnato questa stagione, prima di passare magari a quello che è stato fatto realmente, perché di fatto, insomma, riempire un intervento con voi per non annoiarvi e dire è stato un anno vuoto è un po' insomma, limitante e non degno della platea che mi sta ascoltando. Quindi direi che quello che prima di tutto è stato imparato è molto probabilmente la condivisione. Ora si condivide un po' di più, perché si è trovato questo strumento, non parlo del strumento del computer piuttosto che di Zoom, si è trovato questo fatto della condivisione che è molto poco latino, è molto più anglosassone, e finalmente anche per noi il fatto del restare isolati è stato compensato dallo scambiarsi pareri, opinioni, visioni sulla programmazione piuttosto che su aspetti tecnici, e ascoltando e scambiandosi informazioni, ascoltando anche informazioni che arrivavano da fuori, dagli altri paesi, che tradotto in maniera pessima si può dire mal comune mezzo gaudio, ma non lo voglio vedere così e non lo vedrò mai in questo modo. È stato un momento in cui effettivamente abbiamo avuto la possibilità di ascoltarci e non solo di sentire, perché un conto prima si sentiva e si era piuttosto distratti e si era molto veloci in una vita che sappiamo tutti essere quella di un ritmo a 1000 all'ora. Ci ha fatto rallentare, ci ha fatto riflettere, ci ha fatto capire che forse la condivisione di sofferenze, di conoscenze, di esperienze poteva servire, essere utile a tutti, e quindi questo sicuramente ci ha e ci sta aiutando tantissimo. Questo raduno che sto facendo io ora qui con Claudio Rossetto e con la presenza anche di Cesare Butini è una situazione che ahimè non può essere programmata e non può essere parte di un progetto serio, non tanto per noi quanto per la situazione sociale che stiamo vivendo, che è assolutamente di equilibrio estremamente precario e piuttosto confusa. Quindi se tutto il mondo è confuso è evidente che anche noi facciamo fatica a mettere dei paletti e a creare una programmazione che abbia un suo significato compiuto.
Certamente il prendere coscienza di una circostanza come quella che stiamo vivendo ha necessitato di tempo. Ora la riusciamo a gestire, probabilmente in tante situazioni in tanti momenti non la sopportiamo, non la tolleriamo e manderemo tutti a quel paese, ma qualcosa stiamo facendo. Ecco, appunto, questo appuntamento gestito in maniera molto cauta, in maniera molto attenta. Ogni volta che ci spostiamo e alloggiamo in una struttura abbiamo bisogno del tampone per poter garantire, fatto 48 ore prima, quindi per poter garantire il luogo dove andiamo e il momento in cui inevitabilmente siamo vicini per il lavoro e per i momenti comuni, di essere in una sorta di sicurezza. Insomma, io la parola bolla non la definirei e non la utilizzerei, più che altro non tanto per definirla, ma diciamo che stiamo prendendo tutte le precauzioni affinché questo possa garantire il buon continuamento di lavoro degli atleti. Anche gli assoluti hanno fatto nel corso di questa stagione alcuni raduni ed è normale che la squadra assoluta sia stata presa sia stata gestita con molta più attenzione, con estrema cautela e soprattutto con una scaletta di appuntamenti più fitta della nostra giovanile. È giusto così, perché nel momento in cui si sta attraversando l'anno olimpico, io dico attraversando perché sembrava il 2020, adesso ci auguriamo tutti che a marzo ci dicano, visto che dovrebbe essere la scadenza per la dichiarazione ufficiale da parte del CIO, ci dicano tutti che Tokyo 2020, che è diventato 2021, si faccia. Quindi in un momento di questo genere, con delle situazioni di salute, sociali e perché no anche economiche di riflesso molto molto difficili, è giusto che venga privilegiato l'appuntamento che è l'appuntamento principe. Le Olimpiadi sono qualche cosa di diverso, sono il momento che suggella l'attività sportiva per tutte le discipline o praticamente tutte le discipline, pertanto gli atleti senior hanno fatto alcuni appuntamenti, alcuni raduni, hanno avuto modo di gareggiare magari un po' di più dei giovani ed è tutto funzionale al fatto che poi si presentino a Tokyo nella migliore delle condizioni, come ho detto con estrema prudenza. Dicevo prima dei tamponi ne abbiamo fatti 1000 tutti quanti, insomma, poi però ahimè opla, salta fuori il positivo e sinceramente spiegarsi il perché o sapere il per come è accaduta la positività, insomma è un pochino difficile. Certo, c'è stato un contatto con il virus, però andare a risalire dove stava il virus, se stava sulla maniglia della porta che abbiamo aperto o sulle posate del ristorante dove abbiamo pranzato è un po' complicato. Quindi per la squadra assoluta io direi che nonostante tutto, e questo tutto è ancora in corso, siamo diretti verso l'appuntamento estivo in quello che non poteva che essere il migliore dei modi. Perciò questo è un grande motivo di soddisfazione per il nuoto italiano. Per quanto riguarda i giovani, gli appuntamenti estivi sostanzialmente erano 3. Sarebbero 3, c'è la Coppa Komen a giugno, a fine giugno, gli europei juniores ad inizio luglio e il campionato del mondo a fine di agosto. E anche in questo caso la situazione è dura, difficile, un po' più difficile che non per gli assoluti per le ragioni che vi spiegavo prima. Noi non dobbiamo celebrare un evento epocale come quello delle Olimpiadi ogni 4 anni. La Coppa Komen che faremo a fine giugno è in forse. Io ho chiesto, essendo capo della commissione tecnica della Komen, ho chiesto al bureau, al direttivo, di darci un'indicazione quantomeno sulla conferma della data o meno, perché la sede, ahimè, a seconda delle situazioni pandemiche di ciascun paese diventa un pochino un problema e potrebbe essere scelta all'ultimo momento. Per quanto riguarda l'Europeo Junior che si svolgerà dal 6 all'11 luglio, non voglio dare anteprime che non mi spettano perché non ho il diritto, però ho avuto da un giorno la conferma che l'Europeo Juniores quest'anno si farà, quindi non saranno 2 gli anni senza la rassegna sostanzialmente più importante per i giovani e per il nuoto internazionale continentale, e speriamo che siano molto vicini a noi. È uscita la voce di Roma, sarebbe magnifico farla a Roma e farla in casa nostra.
non tanto per ragioni di campanile, non tanto per ragioni di pubblico che non ci potrà essere, ma perché, sempre parlando di sicurezza e di benessere nel senso più ampio, i ragazzi si troverebbero a loro agio e, stando nel nostro paese, sapremo affrontare meglio qualsiasi tipo di cortocircuito, di difficoltà che dovremo affrontare. La conferma verrà fra un paio di giorni, vedremo se saremo a Roma oppure se saremo in un'altra città altrettanto degna di ospitarci. Chiaro che entrando in ballo gli spostamenti, entrando in ballo l'affrontare situazioni e paesi in cui non conosciamo molto bene ogni piega della società e del comportamento e del vivere in quei luoghi, diventerebbe importante la vaccinazione. Però non penso che sia il caso, parlando da uomo e non tanto da tecnico, non sia il caso di precipitarsi a vaccinare i ragazzini che devono fare un appuntamento internazionale. Invece piuttosto direi che è innanzitutto privilegiare sicuramente, è prioritario vaccinare le persone a rischio e le categorie a rischio. Per quanto riguarda gli atleti, molti sono i paesi che hanno in discussione la vaccinazione per il loro contingente olimpico che andrà a Tokyo. In diversi si stanno attrezzando per fare questo tipo di vaccinazione e quindi mandare gli atleti in una condizione di salute sicura in un posto che sarà senz'altro altrettanto sicuro. Perciò, per quanto riguarda il mondo assoluto, penso che ci sarà la vaccinazione per tutti nel momento in cui salteranno per l'Estremo Oriente. Per quanto riguarda i giovani non lo so, ma qualora non ci fosse, preferirei appunto svolgere delle attività anche di carattere agonistico nel mio paese, perché il mio paese lo conosco e faccio mi è molto facile gestire ogni tipo di faccenda di questa situazione. Per quanto concerne il mondiale, che è l'ultimo appuntamento estivo che abbiamo, che sarà a fine agosto, io ho potuto sentire FINA attraverso altre persone, non ho un canale diretto con la FINA, e FINA aveva una deadline per le eventuali paesi, città che si fossero candidate, che era il 31 di dicembre. Mi risulta, a quanto mi è stato detto, che non ci sia stata una candidatura ancora ufficiale, proprio perché la pandemia ha devastato ogni tipo di piani e dobbiamo ammetterlo, benché io viva di questo lavoro, il nuoto, ma così l'atletica, così il basket e così tante altre cose di livello giovanile non possono avere priorità su decine di altre situazioni che sono importanti. Faccio una considerazione, ecco, questo in breve potrebbe essere un pochino quello che abbiamo vissuto, abbiamo trascorso, come lo abbiamo affrontato e quello che è la progettualità, ribadisco, abbastanza concreta da un punto di vista assoluto, un po' sporadica, viste le situazioni per quanto riguarda i giovani, ma la cosa che mi è spiaciuta molto è stato il primo discorso che ha fatto il nostro nuovo primo ministro Draghi, dove la parola sport non è nemmeno uscita. Ora voi potrete dirmi: Walter, stai facendo politica. Io non sto facendo politica, sono un cittadino che ascolta e che ha le sue idee, e rappresentando nel mio microscopico un certo gruppo di persone, ritengo che forse sarebbe stato delicato dirlo semplicemente o fare un accenno al fatto che lo sport, insomma, possa essere una delle situazioni, uno degli elementi che caratterizzano una società moderna e una società attrezzata. Una società attrezzata ha nell'istruzione, nella sanità, nella tutela del lavoro e se vogliamo avere meno spese sanitarie e magari anche nell'attività sportiva, uno dei suoi punti cardine in sostanza, che mi risulta, e non sono certo io a inventarmelo o a raccontarvelo, che dove c'è una popolazione sportiva, ma sportiva sul serio, non che va allo stadio ogni volta alla settimana e si siede sugli spalti, è evidente che poi come si dice, le dinamiche sanitarie, quindi i costi sanitari si riducono. Ci vuole una visione che richiederà evidentemente molto tempo perché venga cambiata. Però ribadisco, il fatto di non averlo sentito citare, e dove dico sport, dico anche le strutture che ospitano lo sport, questo è normale, mi ha fatto molto male, così come mi ha fatto anche male il non aver mai sentito
non aver mai sentito definire lo sport per quello che è. E qui non si tratta di avere un sottosegretario, un ministro o un politico che abbia fatto sport. Bene, sarebbe meglio perché probabilmente certe dinamiche le riesce a conoscere e a capire, però se chi sta nel palazzo si calasse un pochino di più in quella che è la realtà di tutti i giorni, e credo che sia una situazione normale e comune anche ai ristoratori piuttosto che alle agenzie di viaggio, insomma mi sono venute due cose in ecco, forse le cose andrebbero un pochino bene. Questo non significa che negli altri paesi ci sia un esperto di sport che fa il ministro dello sport o il sottosegretario dello sport, il ministero dello sport, noi ce lo sogniamo. Credo però che ci sia più attenzione al problema, alla connessione salute, attività fisica, salute, attività motoria, salute, sport. Lo sport, leggevo qualche commento sul web e alcuni poi li ho anche approfonditi, lo sport da noi non esiste come accezione ben precisa che è quella che conosciamo tutti noi. Fin da quando è stata fatta la Costituzione, poi ho trovato un commento di questo tipo e me lo sono andato a vedere, effettivamente la parola sport è stata evitata, forse perché il regime che c'era prima di quello repubblicano, di quello dopo la fine della guerra, era un regime che faceva dello sport una bandiera. Ma se noi pensiamo che una bandiera magari non ideale, se noi pensiamo che dal ventennio ad oggi non siano cambiate le cose, facciamo un grande errore. Il contesto oggi è molto diverso ed è estremamente importante rendersi conto che non è una situazione di regimi totalitari la bandiera dello sport, è una situazione di benessere, di cultura e di evoluzione di una società che a mio modo di vedere in questo momento ha dimostrato una grande falla, non soltanto in questo ambito. Certo, io posso parlare del mio ambito, però siamo davvero lontani da quello che sarebbe il mio sogno. Ho visto un intervento adesso, non abbiamo neanche un ministro dello sport, ma certo, il ministero non esiste, un sottosegretario è auspicabile. E il problema, al di là del ruolo, è proprio la considerazione di ciò di quello che è il significato di attività sportiva. Questo nel mondo politico mi sembra non sia affatto conosciuto, fatto salvo qualche mosca bianca. Qui mi preme sottolineare il nome di Paolo Barelli, ma non perché Paolo Barelli mi stipendia, questo ha poco senso e non ha assolutamente nessun valore nella mia considerazione. Paolo Barelli, che è il presidente FIN, criticato da alcuni, anche da alcuni di noi, forse sì, per alcune sue mancanze o manchevolezze, può darsi, le critiche sono accette molto bene dal Presidente e da tutti quanti noi per essere costruttive, però devo dire che è stata l'unica persona che si è messa veramente in piazza e veramente a disposizione e all'aperto per poter, diciamo all'aperto nel senso si è posto in modo esplicito e pubblico come una persona che ragionava con quelle che erano i fondamentali dello sport, i fondamenti dello sport. Altre situazioni, altre federazioni non mi è parso, così come non ho visto altri personaggi insomma muoversi per cercare non tanto di risolvere, perché come abbiamo capito bene tutti qui per risolvere le cose si arriva alle calende greche o quasi. Detto questo, però, certo che se l'intervento non è di una mosca o di 3 mosche bianche, ma è di un gruppo di persone, di un nucleo di persone, i riscontri quantomeno piccoli potrebbero essere raggiungibili in un tempo un po' meno biblico di quello che temo sarà. Ora, se saremo sempre legati al vaccino, all'RT sopra 1 o sotto l'1, al numero atroce di morti ogni giorno e a una grande confusione che vedo, non che vedo tanto attraverso i media, ma che vedo proprio per la strada, allora faremo fatica. È chiaro, lì c'è l'insofferenza, soprattutto un'insofferenza che fa capo al mondo dei giovani, perché il mondo del giovane è un mondo attivo, è un mondo veloce, è un mondo che va avanti e noi a fatica siamo riusciti a far finta che andasse avanti, a far capire ai ragazzi che bisognava frenare e dare, come si dice, un passo più lento a questo periodo. Poi
per quanto uno possa parlare, è inutile anche qui nascondersi, se una persona che aveva degli appuntamenti agonistici o comunque se andava come abitudine a fare dello sport con regolarità e gli stai a raccontare le fiabe, questa persona ti dice: senti, io sono anche stanco di ascoltarti. Di fatto è che qui non si sta facendo molto o non si sta facendo niente, a seconda di quanto è drastico nella sua esposizione, e da una parte lo capisco anche. Io vorrei che fosse capito che tutti stanno cercando di fare qualcosa al di là del tecnico, ma anche le persone che stanno attorno. Ridentro un'altra volta sui gestori. I gestori è evidente che se possono aprono, ma come è altrettanto evidente che in circostanze come queste, come il salone del parrucchiere, del barbiere, piuttosto che il ristoratore, come dicevo prima, piuttosto che il negozio di scarpe, se non gli conviene chiudono, ma non è una convenienza su cui puntare il dito e dire: guarda, vedi, tu non apri perché non hai un incasso, non hai assolutamente, non hai voglia e pensi solo agli incassi e soltanto all'income invece che alle uscite o invece che a fare delle cose fatte per il bene della società. È una situazione che ti costringe a chiuderti, ti costringe a fermarti in sostanza, e quindi merito a chi continua a riuscire a fare qualche cosa e merito a tutti noi, a tutti voi che state in ascolto, che senza dubbio cercherete di darvi da fare in qualche maniera per poter svolgere l'attività all'indoor, fuori dalla vasca, a secco piuttosto che in acqua, fatta di momenti di formazione che esulano quelli strettamente tecnici o metodologici o di periodizzazione che abbiamo nel corso della nostra stagione. Però dobbiamo trovare queste altre strade, dobbiamo percorrere queste altre strade per far sì che il tempo sia riempito in un modo sensato e costruttivo. Poi un'ultima riflessione, se non vi sto annoiando, non sto annoiando Federico e il comitato e Lella. Voglio pensare e penso sempre al di là della nazionale, perché è molto facile indossare aspetta rovescio questa e fare il predicatore come lo sto facendo io adesso, ma quello che a me manca tantissimo è la scuola nuoto, l'attività di base, perché il senso per il quale io indosso questa deriva dal fatto che dietro ci sono istruttori, ci sono società, ci sono bambini, ci sono famiglie, ci sono colleghi che stanno lavorando molto e molto bene. Per la verità i risultati della nazionale, parlo della giovanile, lo dimostrano, e a questi risultati bisogna dare atto grazie al lavoro di queste persone. La scuola nuoto non esiste più perché le decisioni ministeriali, le decisioni governative, le decisioni del Ministero dell'Istituto Superiore della Sanità piuttosto che dell'Organizzazione Mondiale di Sanità hanno stabilito di dare un taglio di questo tipo. Io ho avuto tanti contatti in quest'anno con molti colleghi di tanti paesi all'estero, in tutto il mondo, e sono tutti a vivere una situazione come la nostra. Questo certo non ci consola, però ci fa capire non tanto che mal comune mezzo gaudio, come dicevo all'inizio della mia parabola, ma che è una situazione che bene o male stanno affrontando tutti grosso modo nella stessa maniera. Tutelare i bambini, o meglio evitare i bambini, perché gestire un gruppo di bambini e spiegargli della mascherina, spiegargli della distanza, tenerli lontano dalle famiglie, non fare le docce e quant'altro, insomma è chiaro che inevitabilmente crea quelli che, questa parola che abbiamo imparato tanto bene adesso, gli assembramenti, insomma. Quindi situazioni che poi possono diventare antipatiche. Questo è solo un esempio, ma il mio messaggio, il mio pensiero era proprio derivante dal fatto che soffro nel sapere che non c'è un'attività, quindi le radici su cui poggia il nostro movimento sono assolutamente ferme al fine di febbraio 2020 e che non vengono alimentate. Il fatto che non vengono alimentate ci porterà molto probabilmente a una situazione difficile nel momento in cui la macchina si riaccenderà e riprenderà a muoversi. Perderemo dei colpi, perderemo delle annate, avremo dei buchi, e qui mi sto riferendo ad un discorso prettamente agonistico e tecnico, vinceremo qualche medaglia in meno, pazienza. La cosa importante senza dubbio è quella di uscirne e di uscirne nel modo migliore. Speriamo che i vaccini, come dicevo prima, arrivino.
vengano privilegiati quelli che è giusto che siano privilegiati, assolutamente, ma che davvero ci sia una politica razionale che è di sostanza e non di forma, come ahimè è stata fino ad oggi, e qui forse da imputare non c'è tanto il nostro governo quanto l'Europa intera, o comunque anche forse le aziende che hanno prodotto i vaccini, che non sono state molto precise, o che pur di accaparrarsi una fornitura di questa portata gigantesca hanno raccontato lucciole per lanterne, e noi magari abbiamo abboccato. Utilizzo il condizionale perché non lo so, io non sono né all'altezza e né ho le conoscenze per poter fare una discussione, una discriminazione su questo. Sta di fatto che siamo un pochino in stallo, ma ci sono delle normative ben precise che regolano tutto, e mi auguro senza dubbio che tutti quelli che ci stanno tutelando, che ci dovrebbero garantire, si muovano verso la direzione dell'uscita, che sembra essere soltanto quella del vaccino, oltre comunque ad un'estrema attenzione, perché il vaccino non è che arriva come il tocco del Signore sulla testa e sei illuminato e sei salvo. Dovremmo poi continuare a mantenere un atteggiamento che è diverso da quello di prima, al quale però lentamente vedo che ci siamo abituati, riusciamo ad interagire comunque con barriere fisiche o meno fisiche, insomma, addosso, e pertanto credo che l'essere umano abbia delle risorse tali che non è la pandemia, non è un cataclisma globale che lo possa fermare. L'adattamento che abbiamo noi può essere più o meno lungo. Questo è stato un po' lungo come adattamento, mi riferisco mentale, perché si era incontro ad una situazione mai vista e soprattutto mai vissuta, neanche quasi mai raccontata dai nonni o giù di lì, e perciò è stato complicato, ma ce ne siamo usciti per quanto concerne la comprensione e la gestione con noi stessi. Ora vediamo di uscirne anche con l'aiuto di chi ci deve sostenere. Questo è quello che racconta un pochino il mio anno, passando un po' da tutti i momenti, da tutti gli aspetti che ho cercato di toccare. Io non faccio lo psicologo, non sono un medico, non sono un politico, sono un semplice piscinaro che ama stare vestito in tuta, con scritto Italia o meno, poco importa, e col cronometro ogni tanto in mano quando serve. Ora magari il cronometro serve a meno, serve insegnare ai ragazzi un nuovo tipo di approccio, di atteggiamento, e magari anche, parlando ancora una volta e per l'ultima da tecnico, sottolineando quelli che sono aspetti curati meno prima, situazioni meno sviluppate in precedenza. Io parlo di tecnica, ma piuttosto che di organizzazione, piuttosto che di riflessione su certi momenti della carriera del giovane, che possono essere più o meno difficili. Quindi un momento in cui c'è stata la possibilità, nostro malgrado, di affrontare situazioni, di affrontare sfaccettature che prima, nella nostra corsa fortissima verso il futuro, verso l'avanti, scordavamo o consideravamo limitanti o meno importanti. Ecco, qualche cosa da questo punto di vista abbiamo imparato che ci sono cose abbastanza importanti, molto importanti, che se tiriamo un pochino il freno a mano riusciamo a vivere, riusciamo ad affrontare e riusciamo anche bene o male a gestire, fatto salvo tutto quello che ho detto prima. Cioè, non dipende solo da noi. Se però da noi esce un messaggio positivo e la forza e la passione che ci coinvolge, perché la nostra grande molla è quella, sono certo che, non so bene quando, ma sono certo presto riusciremo a dare una svolta e a riprendere un cammino che andrà sempre più verso la normalità. La normalità che cos'è? La normalità che c'era prima non sarà più quella normalità lì, sarà una normalità diversa, ma sarà una situazione che ci permetterà di vivere, di gioire, di gustare il nostro lavoro e di progredire come è stato fino al 23 febbraio per me, almeno del 2020. Io più o meno... Grazie Walter. Beh, come sempre, insomma, concetti importanti e espressi in maniera molto, molto chiara. E ti riporto una considerazione di un nostro follower che ti candida come ministro dello sport, e sinceramente candidatura che personalmente appoggio in pieno, e che però poi pone un tema invece più serio, se vogliamo. Come si riparte con quel 50 e oltre per cento di ragazzi che non stanno nuotando? Perché, come giustamente evidenziavi, gli sforzi della Federazione Nuoto hanno permesso di allargare il più possibile le maglie dei soggetti che sono autorizzati ad allenarsi, però
sai che circa 6 o 7 piscine su 10 in Italia oggi sono chiuse, che significa che un 50% dei ragazzi che facevano attività agonistica adesso o sono fermi, o si allenano a singhiozzo, o sono costretti a trasferte molto lunghe. In un'ipotesi di un ritorno a una pseudo-normalità con l'autunno di quest'anno, perché questo ci dice la scienza, questo ci dicono i numeri, come si riparte con questi ragazzi? Ma guarda, innanzitutto non ripartiamo dall'errore che facevamo magari troppo spesso prima, quindi la fretta. Lasciamo stare la fretta, per favore, perché abbiamo visto che comunque con la fretta capita un inconveniente tragico come questo e ti blocca e la tua fretta è andata a farsi benedire. Cerchiamo di cominciare con calma e con lucidità soprattutto, privilegiando quelle che sono le situazioni più semplici. Ricordiamo a questi ragazzi e ricordiamoglielo nel momento in cui vengono in piscina e riusciremo a riaccoglierli, di quelle che sono le situazioni, il benessere del vivere un impianto, del vivere una struttura, del vivere una disciplina sportiva fatta come si deve, come faranno i colleghi che ci stanno ascoltando e anche gli altri. Quindi non ripartiamo con la furia dell'orologio e dei giorni che scattano e del calendario che gira, perché dobbiamo fare un tempo limite piuttosto che rifare il primato di quando io allora nuotavo tutti i giorni, perché se no dimostro che ho perso del tempo e non lo recupererò più. Io credo che la valenza degli atleti che nuotavano prima e che per questo 50%, utilizziamo questa percentuale, che riprenderà a nuotare, recupererà molto velocemente per due ragioni: non perché noi abbiamo fretta, come ho detto prima, molto velocemente perché sono giovani. I giovani hanno una capacità di recupero e di ripristino di una prestazione in tempi molto più brevi di quelli che pensiamo noi. Secondo, ricordiamoci di affrontare con loro un percorso graduale proprio per riportarli a quella che era la realtà precedente in modo diverso, sottolineando quelli che sono gli aspetti più importanti e che magari, ribadisco, come ho detto prima, trascuravamo in un momento antecedente. La ricetta per la ripresa dell'attività, la ricetta per la programmazione dopo uno stop di 5, 6, 7, 8 mesi o quanti sono, non c'è. Non c'è, nel senso che qualcuno si è esibito in voli un po' acrobatici o meno, cercando di dimostrare che si potevano utilizzare alcune serie o alcune situazioni aerobiche e mica aerobiche piuttosto che altre. Io non credo, ma è un mio pensiero, io non credo che esista una formula per fare questo. Credo che esista la tranquillità dettata dal fatto innanzitutto che finalmente si può ricominciare, quindi c'è una grande energia, e soprattutto la capacità di un atleta giovane di recuperare, come ho detto prima, e di incrementare rapidamente quelle che erano le sue prestazioni nel senso più ampio, non soltanto cronometriche. Quindi ci vuole calma e l'appagamento del fatto che finalmente si può ricominciare. Questo deve essere la molla che ci fa partire, non la fretta verso la qualificazione al futuro campionato primaverile che, ahimè, è troppo vicino e non so se ce la farà a farlo il tempo limite o la partecipazione. Calma. Ci stanno anche ascoltando parecchi genitori, quindi ti chiederei magari di ribadire con un po' più di profondità tornare sul concetto del fatto che a questa età anche un anno perso non è irrimediabile. Insomma, ecco, c'è probabilmente questa forse anche è stata anche colpa nostra come ambiente, che abbiamo sempre trasmesso una certa ansia da allenamento, per cui insomma, noi siamo cresciuti con l'idea che un allenamento perso sia una catastrofe. Ecco, quindi puoi spendere qualche parola in più sul fatto che appunto anche un intero anno perso non compromette in maniera irreparabile lo sviluppo nel medio-lungo termine, ma può magari, perché no, rappresentare una risorsa in termini di ricarico mentale o di recupero di energie che non si pensava di avere. Ma alle famiglie intanto dico grazie, perché senza di loro noi faremo una gran fatica ad andare avanti, perché di fatto sono loro che portano i ragazzini in acqua, agli inizi quantomeno, per cui ce li portano, li affidano a noi. Perdere un anno non è assolutamente un problema insormontabile. Non vedo quale ne sia la ragione. Certo, è stata una delusione, ma
lo sport ha perso un anno, non il nuoto ha perso un anno, e quindi non credo che allora a questo punto, cioè non andiamo a cadere in quelli che sono un po' i luoghi comuni, non ce l'ha fatta, non ci è riuscito, non ha fatto niente per un anno, allora basta adesso e andiamo a fare qualcos'altro, o che non faccia assolutamente niente. No, lo sport va ripreso, l'attività va ricominciata, non tanto per la normalità di cui ho detto più volte, ma perché è giusto che una persona, una giovane persona, abbia come completamento della propria vita, giovane vita, e per questa parentesi che potrà essere lunga 3 anni, 5 anni, 10 anni, 20 anni, la possibilità di praticare un'attività sportiva come la nostra, completa e abbastanza semplice da svolgere. Non credo che la prestazione ne risenta, non credo che le capacità motorie di questi ragazzi ne debbano risentire. Sono convinto che questi ragazzi, se aiutati anche dalle famiglie, capiscano perfettamente che è stato uno sport che non ha potuto, una disciplina sportiva che non ha potuto proseguire, ma che, visto che la amavo prima e che mi piace tuttora, ma la devo continuare assolutamente, perché un percorso, a mio avviso, è bello farlo se lo si riesce a completare. Interromperlo per causa di terzi, anche se questo terzo si chiama Covid, mi darebbe un grande fastidio. Non è, spero di non essere frainteso dalle famiglie, non è il modo di affrontare le cose questo, ma le famiglie lo sanno benissimo, perché affrontano difficoltà di altro tipo tutti i giorni, e per questo non buttano la spugna e non dicono io lascio e me ne vado. Anzi, forse questa situazione molto complicata, molto dura, ha servito ai nostri ragazzi a maturare di più e a capire che ci sono difficoltà anche estreme come queste, che possono essere superate con dei tempi diversi per ogni difficoltà. Ma credo che e qui mi butto in una cosa un po' molto forte, perché faccio fatica, insomma, è fatica a fare la similitudine, ma il Covid e la situazione creata dal Covid e la vita del nuotatore sono molto simili. Ci vuole una grande costanza, ci vuole una grande capacità di sacrificio, ci vuole l'etica del lavoro, ci vuole una capacità di dedicarsi a un qualche cosa che ci appassiona, ci vuole la sfida con se stessi, il desiderio di dimostrare a sé quello che si vale, perché poi nella vita di fatto saranno e questo ribadisco, i genitori lo sanno perfettamente, ogni settimana, ogni giorno dovremo dimostrare a noi stessi o superare un ostacolo senza gettare la spugna. Troppo facile lasciare e troppo volte anche costoso, non tanto in termini di denaro, lasciare. A me piace iniziare una storia e concludere, iniziare un percorso e concluderlo. Credo che i vostri ragazzi, se supportati da voi in questo modo, certamente faranno ritorno alle piscine e riprenderanno da dove eravamo rimasti. Questo un po' dovrebbe essere lo slogan della ripresa. No, le famiglie sono certo che capiscono questo e che apprezzano anche il fatto che la pratica sportiva regala loro dei ragazzi più equilibrati, più organizzati, migliori anche a scuola, perché non è la scuola non è il nuoto che ruba la scuola, anzi aiuta ad organizzarsi un pochino i tempi e a essere più equilibrati in tutte le cose, in tutte le scelte che si fanno e in tutte le situazioni che si affrontano. Quindi, care famiglie, facciamo quello che sapete fare, chi meglio di voi, ma continuiamo ad andare in vasca o in palestra se siete degli ex pallavolisti fermi per Covid. Bene, io Walter, so che il tuo tempo è in via di esaurimento, quindi non ti trattengo ulteriormente. Chiedo solo a Antonella di concludere formalmente i lavori. Intanto ti ringrazio. All'amico Fabrizio che ci fa una domanda molto tecnica relativa ai protocolli Covid, chiederei magari invece di contattarci tramite messaggio privato sempre su Facebook per potergli dare una risposta più puntuale che non in questa sede. Antonella, prego. Grazie Federico, grazie Walter. Come sempre in questi appuntamenti io mi trascrivo dei concetti, no? che mi colpiscono e poi mi restano. Il primo è stato che i ragazzi, quello che hai detto te, i ragazzi hanno fatto prevalere la loro passione e sono stati più bravi di noi adulti. E questo è vero, lo notiamo specialmente nei ragazzi che fanno sport, questa grandissima capacità, e mi fa piacere che tu l'abbia sottolineato. E l'altra cosa è che manca la scuola nuoto.
effettivamente lo vediamo, l'abbiamo visto nelle ultime gare, nelle ultime manifestazioni, una buona scuola nuoto è la base delle squadre agonistiche ed è la base delle nostre nazionali, cioè i risultati che abbiamo visto sono sicuramente merito di una scuola nuoto più curata, più compresa, più seguita. E questo mi fa piacere che tu l'abbia fatto notare, quindi di conseguenza hai fatto i complimenti a tutti quegli istruttori che sanno cosa vuol dire stare in piano vasca e insegnare la cultura dell'acqua. Ecco, questo mi ha fatto molto piacere. Grazie Walter comunque di tutto il tuo discorso, della tua disponibilità, sapendo che comunque sei impegnato e quindi sei stato veramente prezioso, grazie infinite. Vi ringrazio, adesso che mi fanno ministro vedo cosa non lo farò. Come si dice, caro Walter, quando sarai ministro ricordati degli amici. Io ti ringrazio ancora, ringrazio Antonella, devo solo ricordare l'appuntamento della prossima settimana con Paolo Danese e augurare a tutte e a tutti come sempre una buona serata e grazie per essere stati con noi. Arrivederci. Grazie a tutti, arrivederci. Grazie a tutti.